Buongiorno a tutti, benvenuti a Venezia, benvenuti in Consiglio regionale del Veneto. Siamo qui oggi per presentare un appuntamento estremamente importante che è il campionato mondiale del pastore belga che si terrà a Bovolone in provincia di Verona dal 22 al 28 aprile 2024. Saluto i convenuti, in particolare alla mia destra il sindaco di Bovolone Orfeo Pozzani, alla mia sinistra il presidente di ENCI, l'ente nazionale cinofilia italiana, presidente Dino Muto. Abbiamo poi il commissario straordinario di CAPB, che è il club amatori del pastore belga, Carlo Fretta, e ascolteremo tutti e tre dopo di me. Saluto ovviamente i miei colleghi, il collega Alberto Bozza in particolare, con cui abbiamo organizzato l'evento di oggi, e i colleghi Filippo Rigo e Enrico Corsi, che sono qui con noi. Allora, il pastore belga è una razza che magari nelle sue abilità non tutti conoscono così bene e allora vado un attimo a elencare quelle che sono le sue caratteristiche. È una razza che si è imposta agli occhi del grande pubblico come insuperabile sportivo, esperto conduttore di greggi, strenuo difensore della famiglia, infaticabile soccorritore e impareggiabile compagno di vita. Il campionato del mondo della Federazione Mondiale del Pastore Belga è un evento straordinario al quale partecipano 49 nazioni diverse con circa 900 cani accompagnati dal proprio conduttore o dalla propria famiglia. Un numero approssimativo di 5.000 persone arriverà a Bovolone da tantissimi paesi, soprattutto appunto dall'estero, e ci sarà una grande novità quest'anno, perché per la prima volta, oltre alle consuete gare di utilità, monitoring, agility, obedience, canicross e bike joring, vedremo per la prima volta lo sheepdog, che è la prova di conduzione del gregge appunto, e il soccorso su macerie in superficie. Questo è un tema molto molto importante, essendo peraltro l'Italia un paese molto sismico e appunto c'è stata la Margot dei Vigili del Fuoco che è stata impegnata nel terremoto in Turchia, e quindi possiamo anche esportare questi operatori essenziali nella ricerca di vite umane sotto le macerie. Le gare si svolgeranno prevalentemente presso gli impianti sportivi di Bovolone, che conosco come i miei colleghi, sono degli impianti molto belli, molto attrezzati, che molti vi invidiano. È un evento patrocinato ovviamente da Regione Veneto, ma anche da Provincia di Verona e ovviamente dal Comune. Altre discipline si svolgeranno in altri luoghi limitrofi, come il Forte Santa Caterina a Verona, nel Parco della Gesud, il campo macerie della Protezione Civile a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, e poi base militare Franco K e il Parco Naturale della Valle del Menago, sempre a Bovolone. Tutto questo grazie a una collaborazione sinergica di appunto CAPB, ENCI e FMBB, che è la Federazione Mondiale del Pastore Belga, a cui vanno ovviamente i nostri complimenti più vivi. Non aggiungo altro, lascio la parola dopo di me al sindaco, semplicemente vi ricordo 22-28 aprile tutti a Bovolone. Grazie. Grazie Marco, grazie dell'invito, grazie alla Regione, ringrazio la vicepresidente Elisa De Berti che ha accolto anche lei questa occasione, non è presente oggi, ma ringrazio tutti i consiglieri presenti per l'invito in questo luogo importante della nostra Regione. E Alberto Bozza che ha condiviso con Marco questa conferenza stampa, e Filippo Rigo e Enrico Corsi. Quindi grazie della vostra ospitalità, anche perché noi parliamo di Bovolone, ma Bovolone è nella provincia di Verona e Bovolone è nel Veneto, e quindi è giusto dare valore alla nostra regione, anche perché con questo evento così importante che coinvolge tutte queste nazioni siamo riusciti a portarlo a Bovolone, ma grazie, e ringrazio in primis il mio delegato allo sport Michael Ferrari, che ha creduto assieme alle varie associazioni, al responsabile Carlo Fretta che è qua presente, e a Dino Muto, il presidente di ENCI, per aver creduto in Bovolone. Aver creduto in Bovolone perché? Non perché siamo i migliori, ma perché ringrazio chi ci ha preceduto negli anni. Noi stiamo investendo tanto nel nostro impianto, ma grazie alle nostre strutture, come ha già detto il consigliere Andreoli.
E noi abbiamo un bellissimo impianto sportivo con 4 campi da calcio e con una piscina, con tante aree molto verdi, dove si possono fare tutte queste discipline. Abbiamo il Parco Valle del Menago, un'altra area molto importante e bella dove viene usufruita da tanto turismo esterno e da scolaresche e che verrà utilizzata per questa iniziativa, e la nostra ex base militare, che è un polmone verde che si trova ai confini con Isola Rizza e Oppeano, e anche questa è un'area che si adopera bene per questa iniziativa. Quindi io ringrazio aver creduto in Bovolone. C'è qua anche la presenza di un responsabile del calcio Bovolone, che ringrazio, Marco Pizzoli, perché anche lui ha creduto in questo evento, perché loro sanno quanto è importante fare sport e hanno dato a disposizione gli spazi del calcio. E quindi ecco, ringrazio tutte quante le federazioni CAPB, l'ENCI, FMBB per aver creduto in Bovolone, e noi ci crediamo a questi eventi, e portare un evento così importante nella nostra provincia, nel nostro comune, nella nostra provincia, nella nostra regione, vuol dire far rete e vuol dire credere nelle nostre realtà. Grazie. Diamo la parola allora adesso al presidente di ENCI, Dino Muto. Grazie. Grazie mille, grazie. Innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti alla Regione Veneto, che ha creduto in questo evento, e al Comune di Bovolone, che ormai sono anni con il quale collaboriamo, e insieme abbiamo costruito questo percorso di condivisione per arrivare poi alla candidatura del Mondiale FMBB, che è un mondiale molto molto sentito, proprio per le cose che sono state dette poc'anzi. Abbiamo una razza importante, una razza che tramite delle sue 4 varietà è una razza che si presta ed utile ai tanti settori della cinofilia. Una cinofilia che è in continua evoluzione, una cinofilia che oggi è al servizio della società. Basti pensare a quello che sta facendo ENCI al fianco del commissario per quanto riguarda il monitoraggio e la lotta alla PSA, a tutto quello che abbiamo fatto con progetti pilota per quanto riguarda la xylella in Puglia. Questo per dire che la nostra cinofilia è una cinofilia unica. Mi permetto di dire che chiaramente non abbiamo la stessa attenzione che si presta verso l'estero. Ho letto su qualche quotidiano in questi giorni, visto che c'è stato il craft in Inghilterra, da cui ho partecipato anch'io, sono arrivato l'altro ieri sera, che in Inghilterra tra un anno, per poter accedere alle manifestazioni per quanto riguarda i cani brachicefali, bisogna avere un test specifico. Azioni che in Italia già abbiamo portato avanti, azioni che in Italia, come dire, in qualche modo abbiamo anticipato. Una cinofilia che non ha timore di normative europee che vogliono in qualche modo limitare l'allevamento del cane di razza, ma normative che in Italia in qualche modo abbiamo anticipato. Questo per dire che credo che in Italia abbiamo delle eccellenze, delle volte le eccellenze bisogna saperle anche, come dire, saperle trasmettere, e quindi prendo l'occasione proprio per dire che noi come cinofilia italiana siamo ai vertici della cinofilia mondiale, e questo evento si colloca tra quegli eventi importanti per rappresentare la nostra cinofilia. Per questo abbiamo trovato un ambiente che ci ha ospitato, un ambiente che chiaramente ha una prospettiva proprio di vicinanza verso il cane, e per questo devo dire che il sindaco, ma tutto quello che è praticamente il consiglio che ha partecipato in qualche modo a quelle che sono le attività che abbiamo svolto a Bovolone, si è reso partecipe di questa nostra iniziativa, ma con vero entusiasmo, e noi siamo veramente veramente contenti di condividere questo percorso in Veneto, in una regione che chiaramente ci ha dato questa giusta valorizzazione, e un ringraziamento particolare proprio a tutta la comunità, perché si è resa partecipe di questo evento, ma anche degli eventi che hanno in qualche modo accompagnato, come ho detto, questo percorso per arrivare poi alla candidatura di questa mondiale. Io però, per quanto riguarda la parte specifica di ogni singola attività,
attività che verrà svolta dal 22 al 28 aprile prossimo, inviterei il commissario dell'ENCI Carlo Fretta ad illustrarci un attimino quello che è il programma della manifestazione. Grazie. Una parola dal sindaco Bozzani. Sì, che dopo lascio il posto giustamente al mio delegato che ha seguito in particolar modo, scusa Carlo, no, e come ho detto noi ci teniamo a questo evento perché sappiamo, anche noi amiamo gli animali, sappiamo quanto sono importanti gli animali, e specialmente nel pastore belga, perché sappiamo quanto sono indispensabili a livello mondiale nei soccorsi, come hanno citato prima, e quindi non è un evento diciamo normale, classico, è un evento di valorizzazione verso queste creature importanti che aiutano l'uomo in difficoltà. Quindi ringrazio veramente le associazioni che credono in questa razza, perché veramente abbiamo persone che amano questi animali e li dobbiamo coinvolgere con queste attività, e quindi ringrazio voi per quello che state creando, cercando di dare a livello mondiale a tutte queste persone, l'uomo e l'animale che messi insieme vincono sempre. Quindi grazie. Lascio il posto al mio delegato. Ascoltiamo bene, allora adesso Carlo Fretta e Michael Ferrari, dopo se vorrà dire qualcosa anche lui, ben volentieri. Grazie, buongiorno, ovviamente mi unisco ai vari ringraziamenti e alla disponibilità ovviamente che ci sono state date da tutte le amministrazioni, sia comunali, provinciali e regionali, ovviamente nella persona di Marco Andreoli, del sindaco, di Michael Ferrari. Insomma, abbiamo trovato veramente un'ospitalità e una cordialità e soprattutto da subito hanno creduto in questo progetto, che sembrava essere un progetto ambizioso. Di fatto l'Italia ospita nel 2012 questo campionato del mondo a Roma. Parlavamo prima dietro le quinte proprio che dopo Roma nel 2012 c'è Bovolone e il Veneto. È stata un'idea vincente fin da subito. L'anno scorso siamo arrivati qui con un campionato nazionale che voleva essere ovviamente un momento di prova per testare ovviamente una macchina organizzativa così complessa, e diciamo che le prove sono andate alla grande. Avevamo ovviamente gli occhi puntati di tutto il mondo, c'era il board, c'erano i responsabili che venivano da fuori e dell'organizzazione mondiale, e hanno trovato veramente una situazione, una proposta in termini di logistica ma molto molto valida. E quindi le perplessità, quelle che potevano essere delle perplessità iniziali, si sono completamente dissolte e ci hanno consentito veramente di continuare poi a sviluppare un progetto diciamo ambizioso ma veramente molto valido. Nello specifico dal punto di vista tecnico è stato già detto diciamo, dal consigliere Marco Andreoli dei passaggi molto molto importanti su questa razza, cioè è una razza sicuramente poliedrica che consente ovviamente di un impiego in diversi tipi di attività. Ovviamente le attività primarie, che quelle balzano immediatamente all'occhio, sono quelle lì, le attività di soccorso. Sono cani ovviamente molto versatili che consentono una ricerca sia in superficie che in macerie di altissima efficacia, non a caso vengono utilizzati dai vigili del fuoco, dagli alpini e quant'altro proprio nelle attività di ricerca, su superfici anche di tipo molto diverso, che possono essere macerie, neve e quant'altro. È un cane sicuramente che si presta ad attività molto varie, ma è anche un valido compagno di vita, quindi questo consente a questo cane di poter essere impiegato sia in quelle che sono le utilità, ma anche proprio nella convivenza ludica col cane stesso. La scelta di Bovolone cade proprio perché abbiamo una proposta in termini di logistica molto valida e molto varia, e come si può immaginare parliamo di un cane ovviamente poliedrico, e questo fa sì che le attività si svolgono nell'azione di tutela proprio di questa razza su campi molto diversi e versatili. La scelta di Bovolone, ovviamente iniziamo man mano una piccola presentazione per capirci se riusciamo. Ecco qua. Ovviamente questa è la parte iniziale, c'è una piccola citazione di quello che è lo standard. Vedete, proprio qui viene descritto nello standard ufficiale, che è poi quello che è la nostra Bibbia per quanto riguarda l'orientamento zootecnico e ai fini di allevamento, su quelle che sono le caratteristiche in termini di qualità naturale e di carattere che andiamo man mano a selezionare proprio attraverso queste verifiche zootecniche. Questo appuntamento di Bovolone non è solo un'occasione
per una mera gara in termini sportivi, ma è anche un momento di forte selezione ai fini delle attività zootecniche a tutela della razza stessa. Quindi ovviamente ci preoccupiamo di tutto ciò che lega il benessere animale, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ovviamente tutte le attività sono tarate per rispettare appieno le attività di benessere psicofisico del cane, quindi nel pieno rispetto di tutte quelle che sono le profilassi, i protocolli di tutela della salute dei cani stessi, anche con la programmazione delle attività. Sempre la struttura di Bovolone ci ha consentito anche di gestire questo aspetto che è ovviamente primario rispetto a quella che poi è l'attività, diciamo, fondamentale, che è la gara in se stessa, quindi prima ci occupiamo di questo. Nella presentazione, come vedete, qui è un cane sempre molto pronto all'azione, c'è un momento più sportivo che è quello dell'agility, dell'obedience, fino a passare a prove leggermente più tecniche che pochi magari possono conoscere, che sono quelle di IGP di Mondio Ring. Queste prove, soprattutto quella di IGP, è una prova di derivazione di utilità, nasce nell'immediato dopoguerra come cane da utilità nei servizi militari. Bisogna pensare che questi, durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni cani venivano impiegati addirittura per il trasporto di bobine metalli, di fili di comunicazione oltre trincea, quindi sono di derivazione e selezione di cani che adesso invece hanno un impiego nel sociale molto diverso, perché nel tempo cambia il cane attraverso l'azione di tutela ENCI e si riesce ad ottenere un cane perfettamente impiegabile nel sociale e diventa un cane di famiglia, come abbiamo visto negli attuali orientamenti normative sia a livello nazionale. Con l'IGP si vanno a testare delle attività di ricerca, di obbedienza e di difesa. Abbiamo poi il Mondio Ring, anche questa è un'attività di tipo sportiva, che fa sempre la selezione di razza, e anche qui c'è un pieno controllo del cane che viene accurato. Abbiamo poi la conformità allo standard, dove ovviamente viene valutata la fenotipicità dei nostri soggetti, perché è strettamente legata alla fenotipicità dei soggetti, è legato poi alle sue caratteristiche in termini di carattere e qualità naturali, cioè ponendo una selezione, una valutazione di quello che è l'aspetto fenotipico del cane, riusciamo a selezionare delle caratteristiche in termini di carattere e qualità naturali del cane. Il Canicross e il Bike sono delle novità assolute per quanto riguarda, vengono introdotte, come diciamo, per le prime volte quest'anno nelle attività di ENCI, sono delle attività sono un momento veramente molto ludico e io ritengo che sia una delle attività più divertenti che si possono fare col cane, perché prevedono di fatto si sviluppa in corsa su uno sterato come se fosse una corsa campestre in compagnia del proprio cane, quindi una delle attività veramente che si fa con molto piacere e in maniera veramente molto divertente. Poi abbiamo invece l'altra attività che è quella del soccorso, che ovviamente è una delle attività di primaria importanza. Ovviamente la nostra associazione non brevetta cani per quanto riguarda il soccorso, questo è da specificare, ma è una ottima palestra che ci consente di selezionare quei soggetti che poi saranno ad appannaggio e in forza alle varie attività di soccorso che possono essere piuttosto della polizia o carabinieri o quant'altro, perché proprio attraverso queste prove c'è una selezione in termini di attività proprio zootecnica. Abbiamo lo sheepdog, che è anche questa un'attività di conduzione del gregge, quindi come vedete praticamente tocchiamo un po' tutte quelle che sono le attività che si possono fare con un cane, dalle ludiche partendo prima per arrivare a quelle un po' più tecniche e un po' più complicate. Ovviamente questo campionato del mondo vedrà la partecipazione di circa 49 nazioni che provengono da tutto il mondo e da tutti i continenti, e questo ovviamente è stata il punto di forza del Veneto e di Bovolone, è stata proprio la logistica in termini geografici, il posizionamento geografico. Siamo un po' al centro dell'Europa ed è facile da raggiungere da qualsiasi direzione si venga, e poi dal punto di vista anche per quanto riguarda le varie tipi di logistica, sia in termini di aeroporto, autostradale e quant'altro, veramente considera a livello infrastrutturale veramente una soluzione molto facile, che ha riscosso immediatamente successo. Come vedete, quindi abbiamo scelto ovviamente Bovolone. Proprio questa slide anticipa un pochettino quello, io vi ho spoilerato leggermente quello che avrei poi detto, e proprio perché siamo, come si può vedere, proprio al centro dell'Europa, in effetti, proprio dal punto di vista, quindi si raggiunge facilmente, a poche ore di macchina siamo un pochettino dappertutto. E ovviamente ci siamo preoccupati di valorizzare molto il territorio, cosa che ci interessava fare, perché il nostro progetto iniziale, proprio la proposta e la sinergia che immediatamente si è creata col Comune di Bovolone e anche con la Regione e con la Provincia, è stata proprio quello di una valorizzazione di territorio, non di un'attività che va ad entrare a gamba tesa in quella che è la quotidianità delle varie amministrazioni, ma di un'attività che possa perfettamente, in maniera proprio di armonia, collegarsi con quello che è tutto il tessuto
dell'ambiente che ci va ad ospitare, dei paesi che ci ospitano. Quindi ci siamo preoccupati anche di promuovere varie attività che sono quelle proprio turistiche, quindi siamo ovviamente, e qui devo permettermi, giocavamo facile, cioè era vincere facile, perché ovviamente il Veneto ha delle bellezze, delle straordinarie bellezze ed eccellenze sia dal punto di vista architettonico che culinario e quant'altro. Quindi da lì abbiamo promosso un po' tutto il territorio e qui rivediamo tutte le aree che vengono coinvolte in questa attività, che ovviamente si sviluppa proprio per una questione di attività completamente diverse in diverse localizzazioni. Sono state già illustrate dal consigliere Andreoli e come vedete in un paio di giorni addirittura ci sposteremo anche in zona Novellara per fare delle attività di ricerca anche in quella zona, perché abbiamo bisogno di una logistica di terreni molto molto ampi, di aree molto ampie, quindi andiamo a toccare diverse realtà. Questi sono man mano i luoghi del campionato che abbiamo già illustrato, l'area Franco K, i percorsi ovviamente per l'inaugurazione, perché il Comune di Bovolone ha ben sposato l'impresa, avremo un'inaugurazione veramente in pompa magna nel Comune di Bovolone come cerimonia di apertura. Si svolgerà all'interno della città con tanto di partecipazioni, di sfilate e quant'altro, quindi spero che possiate intervenire tutti. Abbiamo poi ovviamente il centro sportivo, come vedete questo è il centro sportivo, lo vediamo adesso proprio nella fotografia, nella numero 3, è un centro polisportivo di altissimo pregio, vi posso garantire che si vedono poche strutture come queste in Italia, cioè delle strutture così valide da poter ospitare un'attività veramente così complessa. Riusciamo a raccogliere praticamente veramente in una manciata di metri tutte le attività con 4 strutture superlative, con campi straordinari e una logistica e con un'organizzazione spettacolare, perché si sviluppano tutte su lungo un vialetto e consentono nello stesso momento, posizionandosi nel posto giusto, di poter vedere tutte le attività contemporaneamente. Abbiamo poi il Parco Valle del Menago, che io penso che sia uno dei parchi più belli che io abbia visto e che ospiterà le attività di bike jogging e canicross. Come vedete qui vediamo proprio il particolare, un estratto della struttura, come vedete le attività si svilupperanno sui vari campi, li impegneremo completamente tutta la struttura per una settimana, quindi dal 22 al 28 di aprile. Questi sono alcuni momenti presi dove abbiamo ovviamente una foto particolare delle aree che andremo ad impegnare. Qui abbiamo una zona che sarà la nostra logistica, il nostro punto forte, che è proprio questo di utilizzo di questa piastra, che ci consentirà di gestire l'immenso lavoro di segreteria che ovviamente un'organizzazione così complessa porta con sé. Questo è sempre uno spaccato della zona dell'interno della piastra, dove ci sono tutte le attività di segreteria. Questo invece è uno spaccato di quello che saranno i vari percorsi che verranno costruiti, allestiti all'interno della Valle del Menago. Questo è sempre uno degli particolari della Valle del Menago, come vedete, come vi dicevo, ne vale veramente la pena semplicemente per guardarsi la valle al di là della gara cinofila in sé. Il campo macerie invece qui ci appoggiamo ad un campo macerie che è a Montecchio, a circa 30 minuti di macchina dalla struttura. È un campo macerie che abbiamo già collaudato e sperimentato nello scorso campionato e ha fornito tutte quelle risposte su piccole perplessità che avevamo sul momento organizzativo di altissimo profilo tecnico, e quindi siamo sicuri che questo riuscirà a mettere ovviamente a dura prova i nostri partecipanti come in termini di selezione ovviamente. Questa invece è la base militare Franco K, dove invece svolgeremo le attività di herding, di ship dog, dove praticamente c'è questa attività di conduzione del gregge. Quindi questa ospiterà ovviamente un po' di pecore che verranno trasferite e con cani che verranno lì sul posto. Poi invece abbiamo il Forte Santa Caterina, chiedo scusa, che invece andrà ad sviluppare le ricerche di superficie, perché il momento di ricerca del soccorso incontra 2 momenti tecnici, anzi 3 in realtà, ma il terzo quest'anno non partirà quest'anno, che sono ricerca, superficie e macerie. Quindi sono le 2 attività fondamentali che vengono sviluppate. Quindi questa è una vista dall'alto, il forte tra le altre cose è stupendo, abbiamo visitato ovviamente tutta la logistica per vedere se poteva fare al caso, se prontamente è stata pienamente promossa a pieni voti. Organizzazione e accoglienza, ovviamente il Veneto è noto sia per le capacità di organizzazione che per l'accoglienza, ovviamente sia la logistica a livello comunale ma anche di tutti i comuni vicini sono stati veramente pronti all'accoglienza e all'organizzazione di tutto. Molte strutture ormai sono già in sold out perché veramente questo campionato avviene dopo 2 campionati
fatti all'estero, veramente c'è un'attesa veramente molto molto forte per qualitativamente parlando nei confronti dell'Italia, Veneto, Bovolone e Verona. Queste sono un po' tutte le logistiche promosse e questo è il nostro calendario, quindi prendetene nota perché vi aspettiamo tutti a Bovolone, spero che possiate intervenire tutti perché ne vale veramente la pena. Abbiamo, come vedete, le attività sono tante, partiranno man mano dal lunedì 22 fino ad arrivare a domenica 28 e avremo una cerimonia di apertura il 23 e a seguirsi si attiveranno tutte le discipline man mano che andrete avanti. Qui le vedete, farò una rapida carrellata. E questo è un po' il quanto. Ovviamente vi ringrazio per la disponibilità e abbiamo anche un video, non so se... Facciamo alla fine. Ok, va bene, va bene. Benissimo, grazie Carlo. Si è aggiunto a noi nel frattempo anche il collega Stefano Valdegambri, che saluto. E adesso passerei la parola al consigliere delegato del Comune di Bovolone, Michael Ferrari, e poi, come dicevo poco fa, chiuderei col video, con la proiezione del video che era stato preparato. Prego. Buongiorno a tutti i presenti. Innanzitutto vi ringrazio per l'ospitalità. Come il Comune di Bovolone ci teneva tantissimo a essere qua oggi, perché non capita tutti i giorni di poter ospitare un mondiale. Siamo veramente fortunati e orgogliosi di essere un cittadino di Bovolone, quindi ringrazio veramente di cuore il commissario Carlo Fretta, il presidente dell'ENCI, Dino Muto, e il presidente del FMBB, e tutte le persone che si sono operate per far sì che questo mondiale arrivasse a Bovolone. Ringrazio sicuramente anche l'AS di Bovolone per ospitare questo mondiale nei loro impianti sportivi, e ringrazio anche un mio grande amico che è qua presente, che è Enrico Persi, perché è tutto nato grazie a lui per essere arrivato qua oggi. Volevo semplicemente raccontarvi come siamo arrivati a un mondiale. È nato tutto per caso. Il mio amico veniva sempre a fare addestramento del proprio cane negli impianti sportivi e un giorno mi disse: guarda Michael, che secondo me, per come sono disposti gli impianti, come sono disposti i campi da calcio, secondo me voi potete fare qualcosa di importante. Da lì iniziarono i contatti con il suo istruttore che collaborava con il club CAPB. Da lì partirono i primi colloqui, i primi sopralluoghi. Man mano che venivano giù, alla fine scelsero Bovolone. Scelsero Bovolone inizialmente per fare un campionato italiano che abbiamo appena fatto a ottobre, che è andato benissimo. E poi di conseguenza abbiamo organizzato un mondiale. Quindi ecco, ringrazio tutti gli enti che si sono operati per portare questo bellissimo mondiale che si terrà, e lo ricordo ancora, dal 22 al 28 aprile. Sarà un grande mondiale e vi aspettiamo a Bovolone. Grazie. Grazie Michael e complimenti ancora una volta da parte mia e tutta la Regione Veneto, perché organizzare appunto un mondiale si percepisce che è un fatto piuttosto complesso, che parte da lontano e c'è bisogno di una squadra molto ampia e competente, quindi non sono cose banali e infatti non succedono così spesso come appunto è stato detto. Se non ci sono altri interventi, io direi che potremmo proiettare il video che dicevo prima e chiudere così, ricordando a tutti appunto l'appuntamento 22-28 aprile, tutti a Bovolone. Grazie a tutti.